Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questa edizione del pomeriggio con le notizie dal Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore. Innanzitutto parliamo di caldo, di bella stagione, perché la stagione balneare del litorale monfalconese prende simbolicamente il via oggi con l'apertura del nuovo Infopoint del comune di Monfalcone a Marina Iulia. Infopoint affiancherà nel periodo estivo il punto di informazione e accoglienza turistica in via Sant'Ambrogio 21 nel centro di Monfalcone e da oggi sarà aperto dal venerdì alla domenica dalle 10.30 alle 16.30. Dal 10 giugno all'11 settembre sarà operativo tutti i giorni della settimana con orario prolungato 9-18. Sarà il punto di riferimento per i turisti, i visitatori e i cittadini che desiderano ricevere informazioni sulle attività, le iniziative e l'offerta turistica legata a Monfalcone e il suo litorale. Andiamo adesso a Udine per un'iniziativa che si svolgerà lunedì prossimo. Per la precisione ci sarà la conferenza stampa presso il Salone di Palazzo Belgrado, ex sede della provincia di Udine, oggi ente di decentramento regionale, alla quale prenderanno parte l'assessore alla formazione e lavoro della regione Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen, il professor Francesco Ascoli, storico della scrittura, il professor Paolo Granata dell'Università di Toronto, il professor Marc Schmidt dell'ECHE des Charts di Parigi e la professoressa Elisabetta Scarton dell'Università di Udine. Il tutto è organizzato dallo Scriptorium Forum Iuliense. E adesso andiamo a chiudere con i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia per vedere cosa è successo la giornata odierna, sempre che la pagina si apra. Dicevamo, su un totale di 5.985 test e tamponi sono state riscontrate 435 positività al Covid. Nel dettaglio, 3.664 tamponi molecolari, 136 nuovi contagi, 2.321 i test rapidi antigenici, 299 casi. In terapia intensiva è ricoverata una persona, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 128. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel quotidiano bollettino. Oggi si registrano i decessi di 3 persone. Con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live. Grazie come sempre per la visione all'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.